Un altro weekend al rallentatore lungo la Valsugana causa cantiere, deviazioni e asfaltature. Un nostro telespettatore, bloccato nel traffico all'altezza del ponte di Campolongo verso la Campesana, ci ha inviato queste immagini. E noi oggi, un lunedì lavorativo, siamo tornati a monitorare la situazione. Pochissime auto di turisti, ma tanti mezzi pesanti che a intervalli hanno appesantito e non poco la circolazione, creando code e piccoli ingorghi. E anche oggi non sono mancate altre segnalazioni dei residenti alla nostra redazione, preoccupati per i serpentoni di auto e appunto di quei mezzi pesanti che stanno soffocando la tranquillità dei borghi della valle. Ogni giorno lungo la SS47 transitano infatti oltre 27.000 veicoli e l'estate è oramai alle porte, con l'inevitabile aumento del traffico fino quasi a toccare punte di 55.000 veicoli giornalieri. I lavori, lo ricordiamo, si protrarranno fino a inizio luglio, quando ANAS dovrebbe chiudere il cantiere, ma intanto chi viaggia arrivando da nord all'altezza del già citato ponte di Campolongo tra Valbrenta e Solagna continua a ritrovarsi a camminare a passo d'uomo sulla provinciale interna campesana. Il mese di giugno, al di là delle temperature, ha tutte le caratteristiche per essere già considerato caldo, molto caldo.